A seguito dell'episodio accaduto sabato scorso durante la partita di pallavolo femminile di Serie C tra la Royal Kennedy Udine e lo Zallet, quando alcuni tifosi della squadra udinese hanno esposto uno striscione con la scritta Friulani all'estero indirizzato alla squadra carsolina, è intervenuto il presidente del comitato regionale FIEPAV FVG Alessandro Michelli. Ma innanzitutto un grande stupore per una cosa che non deve avvenire mai e in nessun campo di sport e neanche nella vita. È naturale che il nostro sport non è abituato a questi episodi, evidentemente delle frange che sono esterne al nostro movimento sono entrate e hanno creato questo episodio disdicevole. Quindi noi abbiamo preso immediatamente contatti appena saputo con le rispettive società, abbiamo fatto in modo che le società chiariscano tra di loro l'episodio e naturalmente noi ci siamo dissociati ufficialmente da tutto questo perché non è il nostro mondo è fatto di condivisione, noi negli eventi, grandi o piccoli che siano, non abbiamo mai avuto le forze dell'ordine perché le tifoserie sono sempre state accomunate nello stesso spirito sportivo e di cordialità, di amicizia e di vicinanza, quindi è qualcosa di assolutamente esterno al nostro mondo. Mi auguro che il gesto sia stato un gesto a cui non hanno pensato le conseguenze di tutto questo. Quindi a loro la responsabilità di quello che hanno fatto, a noi stigmatizzare un episodio che, ripeto, oltre a non essere del nostro mondo, anche ci dispiace profondamente